È possibile riprendersi dai danni di un evento meteorologico? Dall'alluvione del 2014 alcuni esercenti ci hanno provato, ma tra mille difficoltà, e i fondi stanziati non sono stati sufficienti a coprire l'intero danno economico. L'EIVI a gennaio 2019 l'apertura del bando per i lavori di Via Gazzo, l'intervento si aggira sui 2 milioni di euro, nei giorni scorsi si è svolta la conferenza dei servizi, a breve sarà presentato il progetto definitivo. Il maltempo ha danneggiato la statale 225 della Fontana Buona, serve un intervento urgente. Il sindaco di Cicagna scrive al prefetto per sollecitare ANAS. Sino ad oggi non sono arrivate risposte dal gestore. Le chiacchiere uccidono, i cristiani testimonino Dio con verità e amore. L'esortazione di Papa Francesco durante la catechesi sull'8° comandamento: non dire falsa testimonianza. Vivere la Chiesa, rinnovare la liturgia, inizia in diocesi il percorso di formazione per i ministeri laicali. Appuntamento domani sera a Chiavari con il primo incontro aperto a tutti. Vela debutto sprint per la 43esima edizione del campionato invernale del Tigullio. Il mare di Lavagna solcato da molte imbarcazioni, qualche risultato a sorpresa. Prossimo appuntamento il 24 e 25 novembre. Buongiorno a tutti e ben arrivati al TG13. Apriamo questa edizione del nostro notiziario con tematiche attuali, ovvero quella dei danni provocati dal maltempo e come risorgere e riprendere le attività che vengono danneggiate da questi eventi. A 4 anni dall'alluvione del 2014 le attività danneggiate si sono riprese, i fondi promessi sono arrivati, domande attuali. Se pensiamo a chi cerca di risollevarsi dopo i danni provocati dalla mareggiata delle scorse settimane o dal crollo del ponte Morandi. Ne abbiamo parlato con un'esercenza di Corso Millo a Chiavari che si è rimboccata le maniche ed è ripartita non senza difficoltà. In 4 anni è riuscita a recuperare il deficit di quel dramma? Assolutamente no, è ancora adesso una rincorsa al pagamento dei debiti e al pagamento delle cose che sono andate perse, sono andate perdute. Oggi come allora si promettono fondi, i fondi arrivano? Sì, i fondi che vengono promessi in qualche modo nei mesi arrivano. Il problema è che non si riesce a capire come vengono quantificati questi fondi, perché i parametri che vengono utilizzati per capire quanti fondi vengono destinati a ciascuna attività non sono reali, non sono quelli giusti. Delineare alcuni problemi appunto che emergono. Il primo in assoluto è il fermo attività. Nel mio caso è stato pari al danno dell'alluvione, quindi se io ho avuto 10 di danno alluvione ho avuto 10 di perdita di incasso, perché non ho assolutamente avuto nessun tipo di risarcimento del fatto che ho dovuto rimanere chiusa. Certi moduli poi vanno compilati subito dopo il fatto, in quel caso a mente subito calda forse non aiuta nemmeno questo? No, assolutamente no, perché uno in quel frangente non riesce neanche a rendersi conto bene del danno effettivo che è stato fatto da una calamità naturale di quel genere lì. Non riesci a renderti conto di quanto poi effettivamente ti occorrerà per ripartire, perché se io perdo un arredamento vecchio di 5-10 anni, non sono quei soldi lì che mi servono per ricomprare almeno un arredamento pari, e parlo solo dell'arredamento, senza contare dei macchinari. I documenti da compilare per la richiesta di risarcimento sono terminati allora, oppure in questi anni c'è stato ancora modo di portarsi avanti con queste cose? Allora, c'è stata ultimamente una riapertura di un ulteriore fondo, sempre legato al discorso alluvione del 2014, con una burocrazia pazzesca. Cioè, io l'ho compilata, l'ho fatta, ci ho messo 2 mesi per riuscire a tirar su tutti i documenti che mi chiedevano. Speriamo di averla fatta nel modo corretto e aspettiamo vedere se posso avere ancora questo ulteriore piccolo aiuto, però è difficile. A l'EIVI si continua a lavorare sul fronte sicurezza. Questa mattina il sindaco ha effettuato un sopralluogo lungo la strada panoramica dove sono in corso lavori di ripristino di un versante e dove nei mesi scorsi si è verificato un principio di frana. Intanto dall'alluvione 2014 ad oggi il comune si è ripreso, ne abbiamo parlato con il sindaco. Dopo 4 anni dall'alluvione si è mosso qualcosa per quanto riguarda Via Gazzo?
Allora, diciamo che noi, seguendo quello che era il cronoprogramma, avevamo predisposto come ufficio tecnico, avvalendosi della collaborazione di ingegneri, un documento programmatico, un progetto che prevedeva la messa in sicurezza, così come indicato da Regione Liguria, del versante, in modo particolare delle abitazioni delle località di Bugigo e di Selaschi, e la conseguente riapertura di Via Gazzo. Questo documento l'abbiamo presentato nei tempi previsti, quindi verso febbraio-marzo era pronto. La Regione Liguria presentava nel frattempo una opportunità di realizzare anche a valle dell'apertura della strada l'asporto di tutto il materiale che era scivolato. Questo ovviamente avrebbe comportato dei costi aggiuntivi che al momento non sono stati reperiti. Quindi ad oggi com'è la situazione? A oggi è stata realizzata una conferenza di servizi in Comune Aleivi l'8 di novembre, quindi recentissimamente, alla quale hanno partecipato tutti i soggetti interessati alla riapertura di quella strada, la messa in sicurezza di quel versante. Dopodiché adesso viene presentato il progetto definitivo, poi ci sarà il bando. L'ufficio tecnico conta di avere il bando pronto per inizio gennaio, sarà un paio di mesi di apertura bando perché è una gara importante di 2 milioni di euro che comporterà quindi la possibilità di gareggiare ad aziende, a realtà, a ditte a livello internazionale, e dopodiché partiranno i lavori. Dopo 4 anni, oltre Via Gazzo, Levi si è recuperata secondo lei? C'erano stati tanti problemi, molte frane? No, secondo me la situazione a Leivi, come su tutto il territorio del nostro comprensorio territoriale di tutta la Liguria, è peggiorata, anzi peggiorerà sempre. Se tutti quanti operassero con una certa attenzione sulla propria proprietà, sul proprio aspetto di competenza vicino alla casa, sul proprio terreno, io credo che determinati aspetti verrebbero sicuramente migliorati. È indubbio che occorrono poi delle leggi, occorrono poi delle strategie di ripresa del territorio attraverso formule impegnative. E adesso andiamo a Zoagli. Poco meno di 1 milione di euro arriveranno a Zoagli per la messa in sicurezza e l'ampliamento della scuola Teramo Piaggio. Vediamo la notizia anche sul nostro sito internet teleradiopace.com. È la notizia comunicata dal sindaco Franco Rocca e dall'assessore regionale all'urbanistica Marco Scaiola. Lo stanziamento, che ammonta per la precisione a 960.000 euro, arriva dal governo e servirà per effettuare l'adeguamento sismico e statico dell'edificio, oltre che per realizzare una nuova aula. In questo modo la struttura potrà ospitare anche la classe terza della scuola secondaria di primo grado. Di fatto gli studenti di Zoagli potranno frequentare i 5 anni di elementari e i 3 anni delle medie nello stesso edificio. Il sindaco Franco Rocca organizzerà a breve un incontro con la dirigente scolastica e i genitori degli studenti per definire le modalità e le tempistiche richieste dai piani di programmazione e di gestione scolastica. Ha scritto al prefetto il sindaco di Cicagna Marco Limoncini per chiedere un intervento urgente sul tracciato della strada 225 della Fontana Buona. Un atto necessario, ha spiegato il sindaco, perché ANAS non risponde alle richieste di messa in sicurezza della strada. A seguito della recente ondata di maltempo che ha colpito il nostro territorio, qual è la situazione della strada 225 della Fontana Buona? Direi pessima. Lamentiamo una situazione diventata insostenibile. Posso comprendere che ANAS si è vista assegnare l'arteria 225 in un periodo festivo, quindi parliamo del mese di agosto, però a 3 mesi di distanza non abbiamo visto grandi progressi. Non solo non rispondono alle richieste di intervento urgente come fatte in questi giorni, ma non hanno neanche la compiacenza di comunicarci chi è responsabile di zona. Quindi a 3 mesi di distanza vorremmo anche sapere chi è il referente di zona, e oggi non lo sappiamo. Poi quantomeno è anche assurdo non ricevere cenno di risposta alle segnalazioni che abbiamo fatto con PEC. I comuni segnalano con PEC le situazioni di intervento, le richieste di intervento, e ANAS non si degna neanche di risponderci. Quindi è diventata una situazione insostenibile, sono diffuse le buche anche pericolose lungo tutta l'arteria, soprattutto anche sul mio comune, quindi ieri ho scritto al prefetto affinché intervenga, perché è diventata veramente insostenibile. Se riceviamo segnalazioni di guasti a autovetture da un minuto all'altro, non possiamo più tollerare questa situazione, perché dobbiamo prevenire danni a persone, quindi a questo punto bisogna che il prefetto intervenga. Quali sono i punti più critici dal vostro punto di vista?
Ma per quanto riguarda Cicania abbiamo situazioni di pericolo sia a Pianezza che a Cicania, ma più che altro sono buche diffuse, ma abbiamo situazioni segnalate anche in altri comuni, quindi bisogna che ANAS quantomeno tolga il pericolo. Non chiediamo sia ripavimentata tutta l'arteria, anche se ne avrebbe necessità, però quantomeno di togliere il pericolo. Quindi in questa situazione ci viene anche da chiedere se si stava meglio quando si stava peggio, perché quantomeno quando c'era la provincia di Genova, poi città metropolitana, perlomeno le segnalazioni dei comuni intervenivano in tempo reale. Con ANAS purtroppo questo non avviene. Passiamo ora della pagina ecclesiale, parliamo dell'udienza generale tenuta da Papa Francesco questa mattina in San Pietro. Il Papa ha proseguito la catechesi sui comandamenti, soffermandosi sull'8º: non dire falsa testimonianza. Viviamo, ha rilevato il pontefice, in bilico tra verità e menzogna, ma la nostra missione cristiana è lasciare emergere in ogni nostra azione che Dio è Padre. Vivere di comunicazioni non autentiche è grave perché impedisce le relazioni e quindi impedisce l'amore. Dove c'è bugia non c'è amore, non può esserci amore. Non basta, ha proseguito il Papa, essere sinceri e dire la verità, perché si può essere sinceramente in errore, oppure precisi nel dettaglio ma non cogliere il senso dell'insieme, o ancora si può assolutizzare il proprio punto di vista o rivelare dei fatti personali o riservati. Sentiamo un passaggio della catechesi. Quante chiacchiere distruggono la comunione per inopportunità o mancanza di delicatezza. Anzi, le chiacchiere uccidono. E questo lo disse l'Apostolo Giacomo nella sua lettera. Il chiacchierone, la chiacchierona sono gente che uccidono gli altri, perché la lingua uccide come un coltello. State attenti. Il chiacchierone o la chiacchierona è un terrorista, perché con la sua lingua butta la bomba e se ne va. E questa cosa che dice, quella bomba che butta, distrugge la fama altrui e lui se ne va tranquillo. Non dimenticare, chiacchierare e uccidere. Vivere la Chiesa, rinnovare la liturgia. Inizia domani un articolato percorso di formazione rivolto a tutti e dedicato in particolare ai laici che già svolgono o che desiderano svolgere un servizio come cantori, lettori, addetti al culto o ministri della comunione. L'appuntamento è alle 20:45 in casa Marchesani. L'intervista di presentazione. In attuazione a quanto emerso a conclusione della prima parte del cammino sinodale della Chiesa di Chiavari, inizia in diocesi un articolato percorso di formazione dedicato alla liturgia e rivolto a tutti, specie ai laici che desiderano offrire il proprio servizio nel canto, nella lettura della parola di Dio, nel portare la comunione alle persone ammalate o anziane. Fra le linee pastorali emerse dal lavoro dei tavoli e contenute nella sintesi proposta da Monsignor Tanasini, un'attenzione particolare dedicata proprio alla liturgia. Il Vescovo ha chiesto di vivere la liturgia come, diceva il Vescovo, un ponte tra il cielo e la terra. E il modo migliore per far questo è vivere le cose normali, ripartendo da una certa formazione liturgica. Cosa vuol dire oggi che la liturgia è, per usare un'espressione felice del Concilio, fonte e culmine della vita della Chiesa. Si parte dunque da un momento di ascolto aperto a tutti, giovedì 15 novembre alle 20:45 nel Salone di Casa Marchesani con Don Paolo Tomatis, sacerdote della diocesi di Torino, sul tema I ministeri laicali nella Chiesa, fastidio, sfida o possibilità? La domanda, come capiamo, è aperta perché in tante diocesi i ministeri laicali, in particolare il ministero straordinario della comunione, hanno una rilevanza molto importante, soprattutto nelle comunità dove mancano i preti, i presbiteri. Da noi, grazie a Dio, questa mancanza di clero non è ancora così evidente, quindi urge un po' una riflessione. Qual è il contributo fattivo, il ruolo di questi ministeri e come questi ministeri possono aiutare l'Assemblea a partecipare in maniera attiva e consapevole. Sarà anche l'occasione per avviare il lavoro della nuova commissione liturgica diocesana e per conoscere le proposte di formazione specifiche. Il corso per i ministri della comunione
comunione già istituiti, quello per i nuovi ministri, il corso per i lettori e quello per gli addetti al culto e sacristi. In tutti i casi, oltre ai momenti comunitari diocesani che si svolgeranno a Chiavari, saranno proposti incontri nei vicariati. Inoltre, sono previsti incontri vicariali anche per i cantori, oltre all'attività del coro diocesano e di quello della cattedrale. Senza dimenticare l'Istituto Diocesano di Musica, che vedrà il 24 novembre un momento importante in cattedrale con la riunione di tutti gli istituti liguri di musica sacra dalle 16:15 con un concerto e la messa del Vescovo alle 18, e anche un po' tutte quelle altre realtà, tra cui anche la scuola di teologia che propone il corso di liturgia istituzionale. Rapallo piange la scomparsa di Scipione D'Este, noto commercialista e presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa Letizia Tallini che gestisce l'istituto scolastico Gianelli. Affetto da un male inguaribile, si è spento all'età di 54 anni. Era una persona molto stimata sia per la sua attività professionale sia per l'impegno profuso per salvare la scuola Gianelli dalla chiusura. Grazie alla sua attenta e lungimirante gestione, ora l'istituto fa parte dell'eccellenza scolastica di Rapallo e della Liguria. Lascia la moglie e 3 figli. Il Santo Rosario sarà recitato nel pomeriggio alle 17 all'Oratorio dei Bianchi di Rapallo, mentre i funerali saranno celebrati domani nella Basilica dei Santi Gervasi e Protasi alle 10:30. Ai familiari e parenti tutti va il ricordo nella preghiera e l'abbraccio da parte di tutto lo staff di Telepace. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi tutte le novità e anche lo sport. Avvenire titola tregua per la Libia, stretta di mano tra al-Sarraj e Haftar a Palermo. ONU è stato un successo e a gennaio conferenza a Tripoli. Compromesso al vertice internazionale promosso dall'Italia, Turchia irritata, Conte siamo stati utili. E poi Avvenire, la sua battaglia contro il gioco d'azzardo, sponsor russo dell'azzardo, la Lega DA ci ricasca. Questa società russa firma un contratto fino al 2021, spot soltanto però all'estero. Roma sfida Bruxelles, governo sotto su Ischia. All'Unione Europea una manovra con mini correttive e più risorse contro il dissesto idrogeologico. E per la Gran Bretagna, bozza di accordo con la Brexit. Per la Brexit oggi Theresa May sarà alla prova. E all'interno di Avvenire troviamo questo articolo richiamato anche in prime pagine: bambini, disuguaglianze e povertà abitano nelle periferie, l'infanzia vera periferia d'Italia, scuola, diritti e opportunità, 3.600.000 bambini ai margini. Nel nono Atlante delle disuguaglianze di Save the Children, dati sulle grandi città dove pochi chilometri tra una zona e l'altra decidono sul futuro. E intanto ci sono 500.000 persone senza cura in Italia. Banco farmaceutico, bisogno cresciuto del 22% in 5 anni. E andiamo sul secolo XIX, il decreto Genova scivola sul condono a Ischia, De Falco del Movimento 5 Stelle vota contro l'emendamento, Bucci io mi muovo già, il sindaco commissario, i 350 milioni stanziati da Atlantia basteranno. E poi finale Andorra, cancellati i fondi per il raddoppio ferroviario nel ponente ligure. E andiamo al Maltempo, il Tigullio, 3 inchieste e voglia di rinascita. E appunto le inchieste della Capitaneria di Porto, Bagnasco, fiducia nella magistratura, fate presto, Rapallo non può aspettare, Donadoni, sindaco di Santa, l'indagine è un atto dovuto, gli uomini della Capitaneria acquisiscono i faldoni dei documenti, la Procura di Genova ha aperto un fascicolo contro ignoti per il crollo della diga del Porto Riva di Rapallo e di parte del Moro Foraneo di Santa Margherita Ligure. E andiamo invece a Portofino, videoconferenza nel borgo per gli scolari di Portofino, si studiano le alternative allo spostamento dei ragazzi in caso di maltempo, un insegnante in loco oppure collegamenti video, e ieri i telefoni erano in tilt. Il sindaco di Portofino Via Cava, agli alunni va garantito di poter stare al passo con le lezioni e la quotidianità dei loro compagni. C'è una giovane chiavarese tra i diplomati della 40ª edizione del corso superiore di cucina italiana promosso da Alma, che ha assegnato il diploma di cuoco professionista a 69 ragazzi provenienti da tutta Italia. Si chiama Giulia Trabucco, ha 24 anni ed è stata giudicata da una commissione mista composta da chef stellati ed esperti del settore. Il percorso didattico che è seguito è durato 10 mesi e ha previsto, oltre alle lezioni, uno stage ed un esame finale. Andiamo ora in redazione per le ultime
ultime notizie per noi oggi Emanuela Castello. Sì, grazie Cristina, buongiorno a tutti. Un aggiornamento di cronaca: è scivolato durante una battuta di caccia un uomo di circa 50 anni questa mattina, poco prima delle 10, alle pendici del Monte Caucaso in Val Fontana Buona. Il cacciatore è finito in un dirupo dove era impossibile arrivare via terra. Per questo i vigili del fuoco di Chiavari, che sono intervenuti comunque in zona con una squadra assieme al servizio per le emergenze sanitarie e alla Croce Rossa, hanno allertato l'elicottero che ha trasportato il ferito all'ospedale San Martino di Genova. L'uomo ha riportato diversi traumi. È tutto, linea allo studio. Grazie, apriamo ora la pagina sportiva parlando di vela. Debutto buono per le imbarcazioni che partecipano alla 43esima edizione del campionato invernale del Tigullio. Nelle prime 3 regate disputate tra sabato e domenica scorsi si sono già affermati alcuni equipaggi storici, ma non sono mancati risultati a sorpresa che dovranno ora essere confermati. Sentiamo. Sospinto dal vento di scirocco modulato sui 10-16 nodi il primo giorno, 6-10 nodi il secondo, si è aperto il 43esimo campionato invernale di vela lavagna organizzato dal Comitato Circoli Velici del Tigullio. Nella giornata di sabato si sono disputate 2 gare che hanno permesso ai regattanti più esperti di mostrare la propria abilità velica. Qualche difficoltà in più per gli equipaggi novelli che tuttavia hanno portato a compimento la prova. Non ha arrestato la corsa dei regattanti neanche il piccolo incidente di percorso che ha coinvolto anche il comitato, quando una delle imbarcazioni più grandi non è riuscita a portare a termine la virata incagliandosi contro la barca della giuria, fortunatamente senza danno a persone. A fine gara il giusto ristoro con la cena conviviale organizzata dall'Associazione Proscogli, prima di affrontare di nuovo le onde nella prova di domenica dove si è determinata la classifica provvisoria. Nella classe ORC 1 e 2 sono addirittura 3 i vincitori in 3 prove: che Stress 3 di Giancarlo Ghislanzoni, Amélie di Profumo Claverino Besio, Capitani Coraggiosi di Felcini e Santoro. Nella classe ORC 3 e 5 spiccano i successi di Aria di Burrasca nelle prime 2 gare sempre davanti a Bacciottigno e Freelance, mentre la terza prova è stata vinta da Bacciottigno davanti alle altre 2 imbarcazioni. Nella classe libera nel gruppo 0 primo posto per Aria, nel gruppo A domina Mr. Crab, nel gruppo B si impone Falco. Leader della categoria J80 è Geniale Eurosystem. Qualche risultato sorpresa effettivamente c'è, ha commentato il presidente del comitato organizzatore Franco Noceti, ma è ancora presto per avere le idee chiare su chi si esprimerà con la maggior forza e quindi otterrà i migliori risultati. Intanto è ancora possibile iscriversi nelle classi ORC, RC e Libera scrivendo al Comitato Circoli Velici del Tigullio oppure telefonando alla segreteria. L'appuntamento è tra 2 settimane, sabato 24 e domenica 25 novembre con la seconda manche. 5, 4, 3, 2, 1, stop! E con lo sport si conclude anche questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19.15, 20.30, 22.45 con Tigullio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione e buon pomeriggio.